Finisce in bianco la tesa sfida dello Monaco tra la locale Parmonval e l'Acregas dell'ex presidente Giovanni Castronovo. Una gara combattuta, veloce, con qualche spunto personale, che alla fine potrebbe accontentare entrambe le contendenti. Forse un po' meno l'Acregas, che da questa trasferta pensava di guadagnare 3 punti per difendere l'attuale seconda posizione e nel contempo per non staccarsi troppo dal fuggitiva Dattilo. La gara, come accennato prima, si è giocata molto a centrocampo, con qualche contropiede interessante. Ne è venuto fuori un primo tempo molto equilibrato che ha messo in evidenza le sortite in avanti dei padroni di casa, ben orchestrati dal tecnico Paolo Colafiore. Il primo sussulto arriva al decimo con il bomber Stassi che dalla media distanza effettua un tiro radente che l'attento Paterniti neutralizza. La Parmonval insiste ed al 25esimo coglie una traversa con Cardinale. Scongiurato il gol, l'Acregas si distende in avanti e si rende pericoloso con Gambino. Caronia mette al centro, Biondo tocca di testa, Gambino arriva scordinato sul traversone e manda fuori. Gli ospiti insistono e al 39esimo trovano la via della rete prontamente annullata dall'arbitro. Il portiere di casa Tarantino respinge un tiro con il corpo, in agguato Caronia non riesce a colpire bene, interviene Gambino che mette dentro. Sembra tutto regolare, ma l'arbitro ravvisa un fuorigioco dello stesso centravanti biancazzurro. Nel secondo tempo il tecnico Vullo opera qualche sostituzione, l'ala per Sant'Angelo e Caronia per Treppiedi, ma il muro della Parmonval resiste. Non mancano le occasioni per gli ospiti biancazzurri. Al 59esimo c'è un assist di Biondo al centro dell'area, molto invitante, ma arrivano fuori tempo sul pallone sia Caronia che Sant'Angelo. Infine al 90esimo l'Acragas divora la rete del successo con Cipolla. Il forte difensore si presenta in area avversaria, effettua una rovesciata ma la traversa gli nega la gioia del gol vittoria. Finisce dopo 5 minuti di recupero. Ed ora alcune interviste. Presidente, oggi si è vista un Acregas che fino al 90esimo ha rischiato di andare in vantaggio. Sì, prima della partita sinceramente vorrei parlare del pre-partita dove gli amici della Parma hanno dimostrato ancora una volta la loro amicizia, mi hanno regalato una targa ricordo, è stato un momento molto commovente, ma non avevo dubbi che il ritorno sarebbe stato di quelli da libro cuore, quindi li ringrazio prima di parlare della partita. È stato un momento bello ma non avevo assolutamente dubbi, è stata una sensazione strana, stavo sbagliando pure panchina, quindi mi sento ancora uno di loro, però ha fatto una scelta e quindi poi 90 minuti abbiamo guardato l'Agas. Sì, sono le classiche partite che puoi vincere e puoi perdere, perché comunque al cospetto abbiamo trovato una bella Parmonval che ha giocato, ma per me non è una novità, io queste partite le ho viste fare alla Parma, quindi chi non conosce magari può pensare che hanno giocato la partita della vita, no? Loro giocano così, soprattutto in casa, e fare punti qua è difficile, quindi comunque fare uscire imbattuti dallo Monaco non è da buttare via. Devo purtroppo stigmatizzare il fatto che ancora una volta alle 90 minuti ho visto qualche giocatore che non è da Agagas, e allora a questo punto, dopo aver atteso tanto e col mercato aperto, faremo le nostre valutazioni, non è escluso che qualcuno cambierà casacca, perché non siamo soddisfatti di qualche giocatore del quale ci aspettavamo molto, invece vuoi per un motivo vuoi per un altro non l'hanno dato, e quindi adesso basta, è finito il tempo di giustificare, il tempo di trovare le alibi, adesso si deve cambiare e vedremo in settimana col direttore e col mister fare il punto della situazione, perché qualcuno purtroppo ancora oggi ha dimostrato che in campo non è degno di vestire la maglia dell'Ajax, mi dispiace dirlo, però purtroppo è così. Mister Vullo ha notato dei miglioramenti rispetto alla gara contro la Cus Palermo. Ma sai, sono gare diverse. Con il CUS è stata una partita strana, nel senso che siamo stati in svantaggio 2 volte. Oggi è stata una partita molto tattica e giocata a centrocampo con ripartenze, con una partita molto fisica, condizionata ovviamente dal terreno di gioco molto veloce, quindi secondo me sono due partite diverse.
Non posso dire che c'è stata una brutta Cregas in campo, però ovviamente l'avversario di turno era di tutto rispetto e quindi per questo comunque sono moderatamente soddisfatto, però si poteva fare di più e adesso ripeto, siccome c'è il mercato aperto faremo le nostre valutazioni perché sono sufficientemente incazzato, lo dico proprio per quello che è, con qualcuno che... Mister, al di là del risultato si è vista una Cregas in crescita. Nettamente in crescita, un po' dal punto di vista fisico siamo cresciuti, il campo sicuramente non ci ha aiutato, loro sono abituati, loro sono una squadra molto esperta, in mezzo al campo credo che sia una delle squadre che gioca meglio la palla, da quello che ho visto io perlomeno, e forse di tutto il girone. Non voglio esagerare, ma è gente espertissima, oltretutto molto caricati, molto motivati, non si sa da che cosa, forse dal nostro blasone, forse perché incontravano l'Ajax o forse da qualcos'altro, non lo so, però erano molto motivati e hanno giocato veramente col coltello fra i denti, cosa che a noi non dispiace, per carità, perché il calcio è questo, va giocato sempre anche di scontro, non sempre il fioretto a volte può anche non servire. Oggi ci voleva di essere più coriacei, la squadra ha risposto bene, il primo tempo ha sofferto un po', il secondo tempo credo che potevamo meritare qualcosa di più, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo facile, un gol buono, secondo me è entrato il secondo uomo e non poteva essere annullato, però accettiamo tutto, apprezziamo la prestazione perché i ragazzi si sono battuti contro una squadra nettamente più preparata dal punto di vista fisico e più abituata a giocare in un campo veloce e duro come questo. Non si può rimproverare niente alla squadra, secondo il mio punto di vista, poi se a qualcuno qualcosa non piace, pazienza, lo vengono a dire e noi ne prendiamo atto.